La grandezza non consiste nell'essere questo o quello, ma nell'essere se stesso. E questo ciascuno, se vuole, lo può. Parole di un grande filosofo tedesco. Lei invece, l'ospite che incontreremo oggi, è giovane, vive tra Roncade e Treviso, è un avvocato civilista, non è sposata, non ha figli, ha adottato un bambino rumeno a distanza. Nel 2004 inizia il suo impegno politico, viene eletta sindaco di Roncade, nel 2006 senatrice della Repubblica, nel 2008 deputata al Parlamento nella lista del Partito Democratico, nel 2009 viene rieletta sindaco di Roncade, sempre attenta ai problemi della sua comunità ed impegnata dai banchi dell'opposizione in importanti battaglie a favore del Veneto. No, non ditemi che eletta così la presentazione di Simonetta Rubinato non possa far provare, come dire, no? Soggezione all'idea di incontrarla. E poi invece il suo sorriso aiuta e ti mette a tuo agio. Come? Anche il sorriso. Ma allora chi è? Ma com'è che riesce così bene in tutto? E ti torna il panico. Come affrontarla? Come senatrice, come onorevole o forse solo come sindaco? Come la chiameranno i suoi concittadini quando vanno a trovarla, orgogliosi che la loro Simonetta sia a Roma a proteggerli. Provo a immaginarmela così e magari seguirò il consiglio del filosofo. Sii te stesso. Non diventerò grande, ma almeno forse non farò brutta figura. Sindaco Simonetta Rubinato, grazie per essere qui con noi. Dunque, da dove comincia? Sentite, sono un po' in imbarazzo. Sindaco, no, avvocato, poi vero? Sempre una sono, quella lì. Ah, è sempre lei? Sempre quella, sono Simonetta. Simonetta, ma così i suoi cittadini per strada, vabbè, sindaco. Simonetta. Ah, Simonetta proprio. E Simonetta... Anche i ragazzi del mio comune, Simonetta. E la mia lista, quella con cui sono stata rieletta, era lista civica per Simonetta sindaco. Ah, proprio, Sì. Simonetta, è l'icona. Ma Simonetta era così da bambina? Sì, devo dire che credo sia merito dei miei genitori avermi allevata nella semplicità e così nell'immediatezza. Non è un mio merito questo essere così spontanea e semplice. È una cosa certo, da bambini non è merito di chi esatto, è, però viene papà e mamma. Anche nella mia comunità forse è merito, sono cresciuta in una comunità Questo così. Se n'è accorta dopo, Sì, finché era bambina, giocava, dopo. Frequentava la parrocchia? Sì, e diciamo che era la mia seconda famiglia, i giovani della parrocchia, l'animazione, i gruppi giovanili, ho fatto molti campi scuola d'estate. Quindi volontariato. Ho fatto anche un po' per raggranellare così qualche soldino per mantenermi negli studi da giovane, facevo anche l'assistente ai soggiorni estivi per gli anziani del mio comune, ho fatto un po' di cosine così. E nel frattempo pensava, quando tornava a casa, mamma voglio fare la sindaco di Roncade? No, non ho proprio mai pensato alla politica. Allora questo quando è diventata maggiore, lei che scuole ha fatto? Io ho fatto prima le magistrali perché volevo insegnare. Dove? A Treviso, al Duca degli Abruzzi. Ah, voleva insegnare lei? Volevo insegnare, questa era la mia sua passione, da grande, stare in mezzo ai bambini. Sì. La maestra ai bambini. Esatto, poi però ho preso il diploma, ho fatto il quinto anno perché mi era venuta voglia di fare il magistrato al Tribunale dei Minori. Ah, questo perché ha visto in televisione di moda, quello lì? No, ancora. Il tema dei bambini, delle adozioni, Sì, ho sempre pensato ai bambini e quindi ho fatto giurisprudenza, però poi alla fine facendo la pratica legale mi sono resa conto che anche un avvocato può aiutare molto le persone in difficoltà e quindi sono finita a fare l'avvocato. Sei laureata, che età aveva? 28 anni mi pare, 29. Quindi 28. Già si dedicava, che giornali leggeva? Giornali cosa intende? Quotidiani? Quotidiani, sì. Ma ogni tanto il Corriere della Sera, il Gazzettino, ma insomma una comunissima persona che leggeva molto di più di diritto che non di cronaca quotidiana. La politica non era il suo... No, io fino al 1995 alla politica non ho proprio mai pensato. 1995? Sì, quindi fino ai 31-32 anni di politica non mi sono interessata. E lì cosa è interessata. successo nel 95? E dunque il sindaco del mio comune di Roncade nel 95 mi chiese se, essendo così un po' rappresentativa della realtà sindaco parrocchiale, Sartore era Ivano posso Sartore, dire vecchio democristiano nel senso di
un uomo formato, no? Sì, sì, sicuramente lui aveva fatto tutta la Cosa scuola. ha fatto questo sindaco? Mi ha chiesto se ero disponibile a candidarmi come consigliere comunale nel mio comune. Scusi, quanti abitanti fa a Roncade? Allora faceva 10-11 mila abitanti, adesso ne facciamo 4.500, siamo cresciuti. Il sindaco è venuto a uno degli 11.000, perché ha chiesto... Perché, insomma, collegamenti col volontariato. Col volontariato, forse. Il territorio, quindi una persona che comunque era conosciuta poteva magari in lista portare qualche preferenza, presumo che il ragionamento che avessero anche fatto. Anche perché il 95 ha detto, 95 sì, il 95 si la stava famosa passando... ricerca dei volti nuovi. Esatto. Sembrava essere a Sanremo. Esatto. Si cercavano dei volti nuovi. E hanno trovato me. Una di quelle che hanno trovato. E insomma. cosa voleva che partecipasse alla... No, nella lista come indipendente, perché non aveva una tessera di partito, come candidata consigliere comunale. E lei? Prima mi sembrava una cosa un po' strana, non mi sembrava un mondo per il quale ero portato attirata, invece poi alla fine, insomma, il mio parroco, ecco, non mi ricordo, il mio parroco che mi fece già crescere, la conosceva, appunto. Don Aquino Berno, che lo ricordo con affetto, se per caso vede questa trasmissione lo saluto, mi disse: non c'è solo l'impegno nel volontariato e nel sociale, anche la politica è un luogo in cui si può fare molto bene, e quindi mi esortò ad accettare. Quanti anni ha Don Aquino? E adesso ne avrà abbastanza, credo che sotto gli 80. Sono quei parroci di una volta, no? Che assieme poi al maresciallo, al farmacista, la sera quando si ritrovano, perché solo così si capisce averle indicato. Sì, ma è stato un parroco di oggi forse non lo direbbe così come me lo disse lui. Ho paura, e lui la vedrà la televisione, quella nazionale, dove si vedono che si scontrano i politici? Devo dire che sono un po' in colpa nei suoi confronti, perché mi ha scritto e devo andarlo a trovare e non riesco mai a trovare il tempo per andarlo a trovare ad Asolo, dove adesso lui si trova. Devo assolutamente andarlo a trovare. Vede che ho dei peccati, delle persone importanti che hanno segnato la mia vita anche solo con questi consigli così. Comunque, se ci vede Don Aquino, lo diciamo, abbia fiducia, che io arrivo. Lo faccia aspettare troppo. Sì, certo, è vero, è vero. A proposito di una certa età, con rispetto anche per il parroco, è vero che c'è una centenaria più che è nata e vive tuttora. Ce n'è più di una, ce n'è stata, che abbiamo festeggiato. Sì. So che 111 anni. Che così adesso tanti, però adesso forse ho perso il conto, però forse è una nata, e adesso io me l'ero segnato anche da qualche parte, però non risiede più a Roncade. Qualche signora sopra i 100 e anche ben sopra, sono anche andata a trovarle a casa quasi ogni anno, ne ho una che compie più di 100 anni e portiamo il nostro bel mazzo di fiori e facciamo gli auguri, e qualcuna è anche molto presente ancora. Sì. Quindi si vive bene a Roncade? Si vive bene a Roncade, sì. Bisogna fare anche un po' di fatica. Di Roncade? È chiaro che detto dal suo sindaco, però... Roncade è una comunità che sta in uno splendido territorio, la pianura padana, ancora un bel territorio abbastanza incontaminato. Ampio anche, ampio, 62 km quadrati. Bel lavoro per l'amministrazione. Sì, è abbastanza impegnativo da mantenere questo territorio. Ha dei centri, delle frazioni molto vive e molto forti nella loro identità. Ogni frazione ha il suo centro, ha le sue feste, le sue manifestazioni, la sua storia, e le famiglie sono ancora molto legate tra di loro, ci si conosce nonostante un certo livello di immigrazione che è venuto, insomma, che è arrivato in questi anni. C'è una forte integrazione, le parrocchie sono dei punti ancora di incontro attraverso i bambini, i loro percorsi formativi, le scuole sono importantissimi luoghi di aggregazione per le famiglie. C'è un fortissimo impegno del volontariato, sono oltre 30-35 le associazioni del volontariato presenti. Da oltre 100 anni abbiamo un gruppo della San Vincenzo che si occupa di portare la spesa alle famiglie più povere in questo momento di difficoltà, quindi la collaborazione tra l'istituzione comune e le forze del volontariato fanno sì che sia una comunità unita. Ora, questa ragazza, lei era già avvocato, no? Quando richiesta dal sindaco nel 95, è entrata a fare la consigliera comunale, giusto? Quanti anni? 32 anni, 33. Ma 33. in quanti anni, non mi permettevo di chiedere la sua età, chiedevo quanti anni è durata come consigliere? Dal 1995 al 1999 quel mandato, e poi nel 99 mi chiesero di ricandidarmi
come consigliere. Lo feci, si vinsero ancora le elezioni, io ero di nuovo consigliere comunale fino al 2002, quando poi diedi le dimissioni perché nel frattempo era arrivato un altro impegno che mi assorbiva molto accanto alla professione, per cui... Qual era questo impegno? E nel 2002, a febbraio del 2002 mi pare di ricordare, mi venne chiesto di fare il segretario, il coordinatore provinciale della appena formata Margherita. Io un salto proprio, diciamo, sì, tra virgolette, qualitativo, cioè adesione ad un... perché prima non aveva tessere. No, è stato un salto, è stato un tuffo nell'oceano. E le hanno chiesto, ma questo perché? Perché hanno visto... Ma anche lì forse c'era questa stagione di sempre cercare di volti nuovi di Sanremo. Sì, esatto, volti nuovi, e probabilmente hanno pensato che, non avendo una particolare appartenenza politica precedente, potessi essere una figura di garanzia per quelle forze che confluivano nella Margherita. Quindi la Margherita le ha chiesto, ma chi è venuto? Sono venuti? Lei L'aggancio è stato il mio sindaco di allora, Ivano Sartor, che era l'ultimo segretario del Partito Popolare. Gli hanno telefonato proprio? Mi hanno telefonato, stavo lavorando in studio sabato mattina, mi ricordo, e mi disse: ti va di fare il segretario provinciale della Margherita? E ho detto: che roba è? che cos'è? Ma guarda che è una cosa importante, insomma, si tratta di fondare questo. Si capisce che chi gliel'ha detto veniva dalla vecchia scuola della DC e sapeva in compenso che lei non aveva una preparazione politica. No, non ce l'avevo assolutamente. Non sapeva neanche i giochi che si possono... No, chiaramente c'erano state c'è stato un qualcosa prima per arrivare a me il giorno prima del congresso, è chiaro. Il giorno prima del congresso? Il giorno prima glielo chiedo. La mattina. Domani fai il segretario. Domani fai il segretario, preparati il discorso per domani. Lei quando ha messo giù il telefono è venuto a ridere. No, sono rimasta con la bocca aperta, stupita, dico: ma com'è possibile? Però ha chiesto consiglio a qualcuno? Ho chiesto consiglio a un'amica e a un amico per capire, che avevano più esperienza di me in politica, per capire come potesse accadere questa cosa. E entrambi mi dissero: è abbastanza singolare che ti venga chiesto oggi, che qualcosa di sicuro c'è di strano, però fallo, perché potrebbe essere un'opportunità per te. Le volevano bene queste due persone? O... Sì, penso che mi vogliano bene. Però obiettivamente adesso col senno di poi è stata un'avventura straordinaria. Quindi lei ha detto, è andata a casa, l'ha detto alla mamma, papà, l'ha detto? Sì, l'ho detto, ma credo non l'abbiano capito neanche loro cosa volevo dire, ma neanche io l'ho capito fino alla domenica mattina. Avranno pensato a qualcosa legato, no? Insomma. No, ma io francamente l'ho capito mentre lo facevo dopo che cosa volevo dire, non l'avevo capito neanche io. Capivo che era un ruolo politico, ma io l'ho intesa questa cosa nello stesso senso in cui facevo il volontariato sociale. Per me diventava una forma di volontariato politico. Ecco, ricordandosi di questo, si rende conto che oggi molti giovani che si dedicano, tra virgolette o senza virgolette, alla politica, hanno la stessa, mi conceda, ignoranza di quello che può voler dire fare politica rispetto ai vecchi. Non c'è dubbio e credo per questo che quelli come me hanno questa responsabilità di metterli nelle condizioni di poter fare queste esperienze, di avere una formazione che consenta, io mi preoccupo soprattutto delle nostre comunità locali, che consenta a qualcuno di prendere il testimone e di portarlo avanti, perché io lo dico sempre, noi siamo come dei corridori in una staffetta, portiamo per un po' il testimone per la nostra comunità, ma poi qualcun altro deve continuare la corsa e negli anni in cui noi abbiamo il testimone in mano siamo anche responsabili di preparare queste persone a portare avanti poi la comunità.